Versione aiutante di Babbo Natale oggi. Ciao, bentornati nel mio canale. Oggi non è un video tutorial oggi questo in realtà, ma è un video dove raccolgo per voi delle idee per realizzare delle palline di Natale in casa, fatte da voi. Il materiale che vi occorrerà, tecnicamente potete riciclare la qualunque, però di base vi serviranno le palline di polistirolo. In commercio ne esistono di diverse misure, io queste le ho trovate in un negozio di articoli per la casa, il negozio dei cinesi del mio paese per intenderci, ma nell'info box, sì, da questa parte, clicca sulla freccetta, troverai i link di riferimento ai prodotti che ti faccio vedere, polistirolo oppure plexiglass come queste. Sono mezze sfere di plexiglass, mi è caduto il pippolino, mezze sfere di plexiglass che volendo si possono decorare così a metà oppure intere. Personalmente le preferisco a metà perché altrimenti vengono enormi, però anche di queste ne esistono in commercio di diversi tipi. Adesso ti faccio subito una panoramica di tutta la roba che c'è qui. Ci sono fettine di frutta essiccata, cannella, nastri, nastrini, applicazioni. Hai presente quando nei regali, nelle piante, nei mazzi di fiori mettono questa robina qua? Non la buttare, staccala e la conservi. È caduta a terra. Prima o poi ti potrà servire. Nastrini con il filo di metallo, insomma, un po' di tutto. Io, se devo essere onesta con te, non ho previsto niente, ho messo tutto questo materiale che secondo me poteva andare bene per questo periodo natalizio, in base ovviamente stili e gusti diversi qui sopra, e poi mi sono seduta e ho preparato queste palline. Allora, parto intanto da questa, che questa l'ho preparata l'anno scorso, è una mezza sfera in plexiglass. Dietro è così, ho chiuso con un cerchio della stessa misura di gomma eva verde, al quale cerchio ho attaccato l'immagine stampata di Bing. Prima di chiuderla, ovviamente con la colla a caldo, ho inserito le palline di polistirolo e con la Big Shot ho fustellato il nome di Leonardo. Mega fiocco, cordoncino e la pallina numero 1 è pronta. Stesso tipo di pallina di Natale, però per grandi, con la foto. Ecco, qui si vede, c'è il riflesso della lampada. Foto di famiglia chiusa da gomma eva glitterata color oro, un cordoncino qui lateralmente, nastrino rosso per appenderla e una piccola stella di Natale dorata. Questa l'ho fustellata, anche di questa la fustella ti lascio il link nell'info box, perché poi mi chiedete quale fustella era quella della stella di Natale. A me piace tantissimo comunque questo effetto shaker che dà. Volendo puoi mettere anche la neve finta, quella più sottile, ma te lo sconsiglio perché nel caso in cui rimane qualche piccola fessurina aperta, no, non la mettere, te la sconsiglio. Poi un'altra tipologia di palline di Natale è questa, molto delicata, molto easy, molto veramente minimal. Questa te la ripropongo in questo video, ma trovi proprio il tutorial con la fustella e ti faccio vedere come qui, cliccando qui. L'ho preparata l'anno scorso e questa infatti fa parte della collezione delle mie palline di Natale. Sono 2 fogli attaccati di gomma eva, volendo la puoi fare con il feltro, insomma del colore che preferisci, 1 e 2. E questa mi piace tanto perché è una pallina di Natale da appendere all'albero, ma che rappresenta la natività, quindi 2 in 1. Poi un'altra tipologia di pallina di Natale che ti voglio far vedere è questa.
Questa è una pallina di polistirolo rivestita da gomma eva. Probabilmente mi avrai già visto usare questa tecnica per il video della torta scenografica che ho realizzato in diversi modi. Ti lascio in alto i video di riferimento per quanto riguarda la torta scenografica. Con questo metodo, riscaldando la gomma eva con il ferro da stiro caldo ma senza, mi raccomando, il vapore, riuscirete a rendere la gomma eva modellabile. Io poi qui l'ho incollata, ho inserito un nastrino per appenderla e qui intorno ho attaccato semplicemente un'applicazione. Questa era già pronta, l'avevo così, l'ho presa, l'ho appiccicata e ti dirò di più, ti svelo un segreto. Sotto mi era venuto un buchino perché si era strappata la gomma eva, coperto da questa applicazione, ed è una pallina veramente particolare e simpatica. Poi alla stessa maniera ho realizzato questa, è sempre di gomma eva rossa, nastrino qui per appenderla, e poi ho fatto un fiocco doppio con questo nastro organza, credo, e poi ho appiccicato qui una piccola stella di Natale, fustellata ovviamente da me con la mia Big Shot. Poi ultima ma non ultima, questa pallina di Natale un po' con un effetto, con uno stile country. Mi piace questo abbinamento di colori, mi sa proprio di delicato però particolare. Allora, pallina di polistirolo ricoperta come con la gomma eva, però con la juta, sì, questo tessuto si chiama juta e questo colore in particolar modo mi piace tanto, chiuso da un filo di lana che poi mi è servito a fare il fiocchetto e un mega fiocco di colore a contrasto qui, il tutto retto da un cordoncino di canapa. Questa è proprio una cordoncina, quella canapa. Comunque, credo di avertele fatte vedere tutte. Ti ho fatto vedere tutte le mie palle di Natale per quest'anno. Comunque, spero di esserti stata utile. Se le rifai e ti va di farmele vedere, così anche posso condividerti, mi puoi trovare qui su Instagram, oppure mi puoi scrivere anche un commentino qua sotto, e se questi video ti piacciono, mi raccomando, iscriviti al canale e attiva la campanellina. Ciao!